Due gol da segnalare a Reggio Emilia, pareggia il Sassuolo, gol di Zaza, Sassuolo Udinese 1-1, a Cagliari, Bologna in vantaggio, Cagliari 0, Bologna 1, fra poco vi daremo l'autore della rete dei Gary. Allora, Gary, perfetto, grazie Laura. pensavo che le tutte non dico Gary, lo faremo, va bene. Vi abbiamo in linea, pronto, ci siete anche voi cari ascoltatori, chi c'è? Pronto? Ciao. Chi sei? Ciao. Ciao, sono Maurizio, è del che tu lo dica. È questa? È questa? Immagino anche tua. Va bene, la prendiamo per buona. Caro Maurizio, dopo averci detto 7 volte ciao, che cosa ci racconti di bello? Che cosa stai facendo? Ecco. Allora, siamo da Monreale, provincia di Palermo. Ok, allora, prossima domanda, io devo sapere assolutamente una cosa. Aspetta che c'è Fabio che ci sta Attenzione, la Juventus passa in vantaggio, poi vedrai l'autore della rete, Juventus 1, Catania 0, poi vedremo l'autore della rete. Vidal, perfetto, quindi Juve 1, Catania 0, gol di Vidal, scusa Gigio, vai, appena che ti è finita la notizia, perché sei schifoso? No, non me ne frega niente, Stai dicendo che andare a mangiare un pollo. Ok, sono andato a mangiare un po' con gli amici e stavo più bene. Quello che sto facendo. Allo zio Sam, Ok, Vabbè, sì. mi incuriosisce questa cosa, come fate ragazzi? Iniziamo a mangiare un pollo. Sì, un po', ecco, è difficile. Io prendo la fame. Se vogliamo. allora ti faccio Io una andiamo domanda. a pista comunque. Ecco, torniamo sul pollo, secondo te pesa di più mezzo pollo vivo o mezzo pollo morto? Tenuto conto che al pollo morto non vengono calze, né le piume, né la pelle, né l'interiore. Mandala per pollo. Allora, secondo me l'importante che sia è sempre dire il rock and roll. I nostri ascoltatori sono i più naisti al mondo. Grazie, buona serata, buon pollo. Ciao caro. Ciao, Ciao, ciao. Fabio, qualche novità da... Dice al pay, nostri telespettatori sono il più bello del mondo. Bisogna trovare un po' l'importante è che sia sempre vivo e sarà sempre vivo il rock and roll.